Ciao biker e benvenuto in Tecnica Pit Bike. Oggi aggiungiamo il Tor Racing alla rubrica Una giornata in pista. Mi trovo a Torre di Mosto, in provincia di Venezia. Allora, cosa aspettiamo? Andiamo a dare gas! Come ogni volta, una spensierata giornata in pista prevede di smontare dal proprio veicolo una pit bike pronta per l'asfalto. Il giorno prima ho fatto una bella pulizia, controllato tutte le viti e i bulloni, rabbocco di olio motore, pressione pneumatici a 1,6 bar, cambiato i rapporti e lubrificato bene la catena. Qua al Tor Racing Pignone e Corona si fanno strada da soli perché le combinazioni che possono andare bene sono talmente tante che è impossibile sbagliare. Alla domanda che rapporti usate al Tor Racing comincia un'asta che vale la pena di raccontare per comprendere quanto personale possa essere la trasmissione finale. Parte Piero con un 2,56 dato dal rapporto 16,41. Rilancia Luca con 15,39 pari a 2,60. Il sottoscritto prima propone 16,42 ovvero 2,62 ma poi aumenta a 15,42 pari a 2,80. Andrea rilancia con 15,43 ovvero 2,87 e infine il vincitore è Enrico con il suo 14,42 e 3 di rapporto finale di trasmissione. Per realizzare questo video ho utilizzato due rapporti profondamente diversi tra loro, appositamente per analizzare la differenza di cambiata. Quindi prima ho provato il 15,42 utilizzando le marce terza e quarta e poi ho provato il 16,41 utilizzando le marce seconda e terza. Le due giornate di prove libere illustrano una notevole differenza di temperatura sull'asfalto, passando da 43 a 31 gradi. Il circuito è tecnico in ogni dove e in ogni quando. Lunghezza totale in traiettoria di 450 metri per una velocità media di 50 km/h. È composto da ben 10 curve, 6 destre e 4 sinistre. La prima curva influenza la traiettoria delle successive curve 2 e 3. Può essere interpretata in due modi diversi. La si può prendere più arrotondata per progettare un sorpasso alla 4 in quanto si avrà più velocità di uscita alla 3. Oppure, per fare il tempo, può essere più diretta, sfiorando direttamente il cordolo, ma in questa maniera si andrà a spigolare la 2. La curva 3 è la prima curva a sinistra, attenzione al cambio di direzione per una eventuale spalla fredda del pneumatico. Qui, come detto, uscire forte è d'obbligo se si vuole sorpassare la 4, una delle poche curve per un sorpasso pulito. Per affrontarla bisogna spostarsi tutto sulla destra, frenare fino al punto di corda e tenere come riferimento la seconda parte del cordolo. Perché dopo ci si sposta tutto verso sinistra per la 5, altra parabolica molto simile alla precedente ma che in realtà ha a seguire più possibilità di percorrenza. Gas a manetta fino alla 6 dove bisogna tirare una staccata da urlo dato che è molto lenta. In pochissimi metri si passa da 60 a 20 km/h. Nelle curve 6 e 7 si fa il tempo. È fondamentale la maneggevolezza della moto per il cambio di direzione e bisogna tenere sempre un minimo di gas aperto per alleggerire l'anteriore. La 8 è una curva facile da fare con l'acceleratore spalancato, mentre alla 9 bisogna utilizzare tutta la scorrevolezza possibile e tenere come riferimento il secondo cordolo per inserire bene la moto alla 10. L'ultima curva, la più famosa del circuito dove è quasi d'obbligo il sormonto sul cordolo che porta al rettilineo.
Alla fine dei turni controllo le temperature sui pneumatici in entrambe le giornate. L'analisi successiva evidenzia che, nonostante più di 10 gradi di differenza sull'asfalto, al posteriore ci siano praticamente le stesse temperature, mentre la minore temperatura viene rilevata solo sull'anteriore. Durante la prima giornata ho misurato anche le temperature sul pneumatico anteriore di un'altra pit che montava mescola S, rilevando che non vi sono radicali differenze di temperature rispetto alla SS. Le pressioni passano da 1,60 bar iniziali a circa 1,80 al posteriore e 1,70 all'anteriore. Riporto tutto a 1,6 bar. Successivamente toglierò un ulteriore mezzo decimo di bar da entrambi i pneumatici, passando quindi a 1,55, notando un miglioramento dei tempi e un maggiore grip. Potrebbe sembrare incredibile, ma in questa pista i pneumatici sono soggetti a fortissime deformazioni, date da violente staccate e dall'enorme grip dell'asfalto. In questa foto si può evincere la deformazione della gomma anteriore durante la curva 4. E siamo qui con il gestore della pista, Luca. Ciao Luca, che ringraziamo naturalmente. Ciao Nicola. Luca, raccontaci un po' del Torressing. Ciao a tutti. La pista nasce nel 2017 dopo alcuni anni di chiusura. Abbiamo riasfaltato alcuni punti. Il nuovo asfalto molti di voi l'hanno apprezzato e abbiamo dovuto perché aveva un malto abbastanza danneggiato. Che investimenti avete fatto negli anni in questa pista? In questa pista abbiamo fatto innanzitutto l'asfalto, prima di tutto. Abbiamo potenziato anche le luci, quindi possiamo fare anche le notturne al mercoledì, il venerdì e il sabato. Luca, vedo che alle nostre spalle avete un gran bel po' di moto, giusto? Hai detto bene, abbiamo delle KRZ e delle ovali. Noi specialmente quest'anno stiamo puntando sui nostri piloti che passano dalle minimoto alle ovali e saremo presenti il 28 giugno con due nostri piloti, Achille e Simo, che salutiamo, ad Adria. Vi faremo fare la prima tappa del CNV con le nostre 110 monomarcia. Ho notato anche che avete delle pit bike 10 pollici, giusto? Esattamente. Che non sono proprio così tanto commerciali, non sono proprio così tanto facili da reperire. Quindi per chi vuole provare una pit bike 10 pollici, qui il Torressing la può trovare. Assolutamente sì, abbiamo delle BBS e anche delle Polini XP4 completamente automatiche. E Luca, dimmi, come gestite i tempi di chi vuole venire qui a correre? Abbiamo un impianto di cronometraggio della MyWheel, abbiamo la possibilità di avere il live timing, quindi ognuno potrà vedere i tempi sul suo telefonino e questa penso che sia una grande possibilità per chi viene qua ad allenarsi, in modo che ogni volta si può vedere i suoi tempi anche alle modifiche che fa alla pit bike o alla minimoto e può migliorarsi ogni volta. Luca, ti ringrazio. Grazie a te Nicola. E adesso andiamo in pista.
mi sono trovato meglio con i rapporti 16-41, adottando però una guida più faticosa. Ad ogni modo, negli anni in questo circuito ho utilizzato moltissimi rapporti, ottenendo tempi praticamente simili, con differenze massime di mezzo secondo. Alla fine delle giornate ho una media attorno al 32 alto, con un best lap di 32,26, tempo che bisogna migliorare notevolmente. Nessuna caduta e mi sono divertito. Giornate perfette.